Allora sì, il GAL Alta Marca ha finanziato questo progetto in ben 17 comuni della nostra area, con la collaborazione della provincia di Treviso, che ha fatto da sinergia e da capofila a tutto questo lavoro. Simbolicamente oggi non tagliamo un nastro, perché è un lavoro fatto nel territorio, è sparso nel territorio, sono ben 28 piazzole disegnate con le stesse idee, vestite con lo stesso vestito, programmate per dare una risposta ai turisti che girano al nostro territorio. Si sono concentrati in posti scelti dai comuni, sono quindi dislocati in territori dove hanno scelto i sindaci, dove hanno scelto per poter avere proprio i posti migliori in evidenza e dove sono più frequentati dai nostri turisti, perché sono un punto di partenza che spiega dove andare, cosa fare nel nostro territorio. Si collegano ai 400 km che abbiamo di itinerari turistici, che poi a sua volta si collegano con il percorso dei 50 km del sito UNESCO. Questo è un grande lavoro svolto con grande impegno, perché è molto impegnativo, pur essendo minimale l'intervento per ogni singolo comune, perché è una piazzola, uno dice è una piazzola, non è un monumento, non è, però è stato comunque un lavoro molto impegnativo per trovare la location, per trovare poi le autorizzazioni e quant'altro. L'ingegner Pescarollo ha seguito come progettista questo lavoro e oggi finalmente possiamo dire che il lavoro è stato concluso.